Buonasera, ben ritrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì. In tutti gli altri mercoledì abbiamo avuto sempre ospiti politici, dai sindaci di tutte le città del Veneto, presidente della Regione del Veneto, del Friuli, insomma abbiamo avuto e abbiamo sempre parlato di temi importanti per quanto riguarda la vita quotidiana. Oggi per la prima volta ospite a Primus Inter Pares abbiamo un imprenditore che ha dato una svolta nella nostra regione, nel Veneto, ma anche e soprattutto nella città di Padova, che è diventata il tempio, posso dire proprio e dare questa definizione, della musica italiana. Lui è Diego Zabeo, in arte Zed. Buonasera. Buonasera direttore, grazie dell'ospitalità e della disponibilità ad ospitare, come diceva, un imprenditore. Devo ammettere che la politica non sta vivendo un bel periodo. Quindi probabilmente ospitare l'impresa oggi in una trasmissione che fino a ieri ha ospitato la politica può essere l'occasione anche, perché no, di confrontare, di mettere a confronto la politica con l'impresa. Io l'ho invitata, le spiego perché. Ho fatto molta fatica a invitarlo, perché invitare lei è difficilissimo, perché credo quello che lei ha fatto nella regione e nella nostra città, in questo momento Padova, sia qualcosa di straordinario. Ha portato dei numeri impressionanti, che poi ne parleremo, a vedere degli spettacoli straordinari, uso sempre questo aggettivo perché davvero sono stati straordinari, ha riempito lo Stadio Ganeo con quasi 50.000 persone, insomma ha fatto qualcosa di straordinario, e credo sia giusto riconoscere i meriti di tutto quello che lei ha fatto per la città di Padova assieme ai suoi soci, ed è giusto in questa trasmissione cercare di capire, di parlarne e di fare in modo tale che la gente a casa conosca chi è Zed, il vero Zed, Diego Zabeo, perché tutti lo conoscevano Zed eventi, Zed di qua, Zed di là. Oggi invece hanno la fortuna e la possibilità di riconoscerlo e di vederlo in televisione, e io ne sono davvero molto grato. Grazie. Io so che lei si arrabbierà perché lei è un organizzatore, vorrebbe così, però poi io qualche immagine, qualcosina gliela faccio vedere, va bene, perché vedrà che qualcosina abbiamo estrapolato. Allora però iniziamo con la sua storia, prima di andare ad analizzare tutto quello che sta facendo per quanto riguarda gli eventi nei vari posti dove li organizza. Dove nasce Zed? Beh, naturalmente Zed nasce dentro di me. Io ho seguito le idee fin da giovane, le mie idee che si determinavano anche per esempio alle elementari. Io ricordo delle scene nelle quali proprio durante la pausa scolastica, cioè quella magari tra la fine di mezzogiorno e l'inizio della pomeridiana, la mia preoccupazione principale era quella di organizzare, di mettere insieme delle persone, quindi creare ed organizzare. E questo l'ho fatto per esempio in una scuola con delle suore, e quindi immagini lei quanto difficile sia stato per la mia vivacità contenere questa esigenza che quindi già da giovane si manifestava. Poi nel corso successivo della scuola mi sono occupato di musica, ho suonato nell'orchestra dell'Istituto Vescovile Barbarigo di Padova, la Gran Cassa, e anche in questo caso il mio interesse era sempre rivolto all'organizzazione, per arrivare poi per esempio al servizio di leva. Servizio di leva, mi sono giocato il ruolo di assistente del cappellano, che farà ridere, ma in realtà è un ruolo a mio avviso molto importante, perché io ero alpino e mi occupavo della gestione, il coordinamento delle attività ludico e ricreative di tutta la zona, per esempio di Tarvisio, Cavazzo, Tolmezzo. Organizzava già da bambino, diciamolo sì, così. Però diciamo che era... Ecco, però il Zed, organizzatore di evento, nasce, mi sembra, non vorrei sbagliare, nel 1998, giusto? Certo. Per una festa. Che festa? Certo. Beh, lei mi ha chiesto il motivo per cui sì, no, giusto. Chiaramente questa è un'ispirazione naturale che io avevo e che ho cercato di mettere in... È vero, che cosa succede? Io che trasformo questa passione per l'organizzazione come un gioco, cerco di trasformarla in un'impresa, decido di coinvolgere delle risorse e prendo spunto dall'idea di un parco acquatico qui a Padova, Padovaland, e all'interno di questo parco assimilo una serie di personaggi del momento, in questo caso un personaggio che faceva uno spot pubblicitario molto noto,
Raz de Gan, ecco, immagino che le signore a casa, le ragazze se lo ricorderanno, e metto insieme questa festa dedicata alla fine delle scuole, quindi una festa degli studenti. Che cosa succede? Applichiamo un prezzo del biglietto, naturalmente facciamo una commissione per 5.000 persone e analizziamo la prevendita, cioè le vendite anticipate rispetto all'evento, perché avevamo aperto la possibilità di acquistare i biglietti mesi prima, e ci facciamo un'idea che probabilmente potremmo arrivare a 5.000 persone. Avevamo una vendita di 800.000 titoli. Che cosa succede? Che quella sera, già intorno alle 19, vediamo che si crea una coda di auto nella direzione di Padova Lende, e questa coda si moltiplica nel tempo fino ad arrivare naturalmente ad occupare tutta la statale fino anche a 3-4 km, e ci troviamo decisamente molte più persone di quelle che avevamo previsto. E quindi che cosa succede? Che naturalmente in sinergia con le autorità competenti dobbiamo gestire questo flusso, capire come comportarci, naturalmente osservando il tetto della capienza stabilita. E da lì nasce Zed. Sì, da lì naturalmente quella festa fu una manifestazione che per alcuni versi rappresentò un grande successo, per altri sicuramente delle criticità notevoli dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza. 2 giorni dopo, perché naturalmente l'adrenalina non mi permise di dormire, e a quel punto dentro di me nacque l'idea di sviluppare, di realizzare un'attività. Passano 1998, passano quasi 19 anni più o meno, sì, giusto, perché quest'anno siamo nel 2017, quindi passano 19 anni, e lei nel frattempo si unisce a degli altri soci, certo, che collaborano, che tra poco andremo anche a vedere in video, che è la Valeria Argenton e Daniele Cristofori, eccoli qui, sì, inquadrati, e voi tre avete formato questo diciamo carrozzone, definiamolo tale, importante per la città, che prima era sconosciuto questo tipo di eventi, questo tipo di organizzazione, e l'avete creata davvero una città, sì, diciamo musicale, ma poi in eventi è una città ricca di eventi, perché poi parleremo dove voi lavorate, organizzate anche altri eventi, e sì, poi ne parleremo, però diciamo che voi tre avete organizzato, avete portato migliaia di persone in, sì, queste città. Esatto, allora Daniele e Valeria c'erano già, nel senso che già nell'occasione dello spettacolo al parco acquatico c'era questa collaborazione. Naturalmente non eravamo soci, collaboravamo e voi vedete... Chi è il più birbantello dei due? O la birbantella dei due? Secondo me Valeria. È più birbantella? Che, sì, birbantella, soprattutto vivace, poi è la donna che sa mettere a posto il disordine, nel senso che in mezzo a 2 uomini la figura femminile... Cioè, lei è un uomo ordinato? Sì, senza dubbio sì, ordinato e pignolo. Devo dirle la verità che poi nella trasformazione, quando ho dovuto assumere naturalmente i principi degli equilibri imprenditoriali, necessariamente ho dovuto cambiare completamente il mio approccio al mondo del lavoro, e quindi già avevo un atteggiamento di ordine, ma nel tempo naturalmente è diventato molto più, ancora Torniamo molto più significativo. Torniamo un attimo indietro, lei trova questi 2 soci, sì, e da lì cosa inizia, cosa nasce? Naturalmente vi trovate a tavolino e... Bravissimo, ecco, fondiamo la prima società, e Zed nasce sostanzialmente dal mio cognome, è la Z in inglese, 3 lettere, e Daniele realizza il logo della società, questo logo che oggi attraverso dei restyling rimane il fondamento, anche quello che viene, certo, utilizzato nella promozione, nella divulgazione dei manifesti, delle affissioni eccetera, e viene inserito un punto esclamativo. Eccolo qua, questo è il logo. Ha visto che abbiamo un po' di immagini, aveva paura di che non... Questo logo tra l'altro piace molto perché è breve, è incisivo, ha la sua personalità. Si definisce con una parola, è vincente, mi crede, è vincente. Ha una personalità ed è riconosciuto anche a livello europeo. Le ho detto che è vincente, mi creda, è vincente.
Prego, se l'ho interrotto, No. Allora, naturalmente costituiamo il logo, costituiamo la società, la prima società, perché poi naturalmente nel corso degli anni, evolvendo l'attività di impresa, si cresce e, come dicevo prima, gli equilibri imprenditoriali ti pongono nella condizione di dover naturalmente agire modificando, crescendo, valorizzando, migliorando anche l'asset societario. E da lì pensiamo che anziché occuparci di dance, negli anni 80, negli anni 90, ricordo che la musica dance vendeva milioni di dischi, oltre alla musica leggera, la musica dance italiana prodotta dalle case discografiche italiane faceva il giro del mondo. E noi avevamo fatto queste manifestazioni dance, itineranti, i capodanni e quant'altro, volevamo a quel punto occuparci di spettacolo dal vivo, e cioè dell'organizzazione di eventi di musica leggera, di jazz, di cabaret e quant'altro. Però evidentemente questa cosa non era scontata, perché esistevano delle figure professionali e delle aziende già presenti sul territorio, non specificatamente su Padova, ma sul territorio del Triveneto, che avevano naturalmente una forza già stabilita, una storia vissuta, e quindi non è stato facile, devo dirle la verità. Voi siete partiti, mi scusi se la interrompo, siete partiti da zero, anche non avevate una base economica, siete partiti proprio da zero, e questo vi fa onore. Diciamo che abbiamo dovuto naturalmente discutere con le banche e cercare, anche perché il primo spettacolo acquistato di Angelo Branduardi naturalmente aveva un cachet e noi non avevamo le risorse finanziarie per poter garantire a quel punto la fideiussione e la firma del contratto. E mi ricordo che abbiamo trascorso delle ore in banca per spiegare sia il piano di lavoro, ma soprattutto il piano finanziario, che poteva dare credito, in questo caso garanzia, al finanziamento richiesto. Abbiamo chiesto un finanziamento. E la banca ne ha dato garanzia? Sì, ce l'ha data, però il primo finanziamento ci è stato dato con una firma a garanzia. Mi può ricordare anche il prezzo? Del finanziamento? Del finanziamento 15 milioni. Lo sa perché le ho fatto questa domanda, perché i giovani d'oggi hanno questa possibilità, anche in un momento economico difficile come l'attuale, di magari di intraprendere delle attività commerciali e di lavoro, andando a chiedere qualcosa, avendo qualche idea, e la dimostrazione che tanti anni fa Zed è partito da zero è un insegnamento anche per i giovani d'oggi. Insomma, sono d'accordo, condivido, e anzi sono qui a comunicarle che attraverso la televisione, attraverso i mezzi di comunicazione, è sempre più importante dare forza alle idee. Allora, molto spesso mi viene chiesto se esistono ancora i presupposti per fare impresa in Italia. Io dico che, nonostante il periodo di incertezza, perché dobbiamo ammetterlo, l'economia anni fa girava con un atteggiamento, una disponibilità, quindi anche delle banche completamente diverse. Quindi l'incertezza esiste, però questa incertezza, a mio avviso, apre ancora la possibilità di esprimere tutte quelle energie inesplorate che esistono, soprattutto che sono patrimonio dei giovani. Per giovani intendo le persone da poco laureate, magari le persone che hanno finito la scuola, le persone che hanno questo atteggiamento o questa sensazione di potersi esprimere attraverso l'impresa, ma che fanno i conti con una realtà, dicevo, con un'incertezza tale per cui dicono che non hanno le risorse finanziarie. È evidente che per superare il problema bisogna, oggi più che mai, avere delle idee che abbiano anche una sostenibilità. Lei può anche presentare uno spettacolo, perché ormai io potrei togliermi, lei è partito, però io devo dare dei tempi. Lo sa che mi occupavo, ho fatto anche io devo dare dei tempi televisivi per dare ritmo, così si dice nel gergo televisivo. Allora andiamo a vedere questa clip, che è una clip, e poi le farò le domande. Vediamo la clip di qualche suo evento, vediamolo un po'. Ti ho incontrata, tu non hai visto, ed in macchina è stato un attimo, ma il mio cuore si è come bloccato, ora fermo
l'idea le ho fatto vedere questa clip per far vedere la gente, soprattutto per, siamo all'inizio dei suoi lavori, non in questo concetto, per far vedere dove Zed e la società Zed organizzava. Ha iniziato nella fiera di Padova, ha organizzato nel palazzetto San Lazzaro, che si chiamava San Lazzaro, ora si chiama QN Arena, poi Piazzola, poi allo Stadio Ugani, insomma in tantissimi posti. Qui vediamo Gianni Morandi. Poi a un certo punto, nel 2009, mi corregga, 2008-2009, non vorrei sbagliare, Diego assieme ai suoi soci decidono di costruire un teatro. Sì. Ed è una cosa che tra poco vedremo proprio questo teatro. Da dove nasce l'idea, oltre aver fatto tutti i vari concerti nei vari palazzetti, nasce dall'idea che Padova ha necessità di un teatro, eccolo qui. Il teatro Geox. Devo dire che siamo fortunati perché il videoclip è terminato con l'esibizione di Gianni Morandi, e Gianni Morandi ha suonato proprio all'ex Foroboario, l'ex Macello, con la sua tensostruttura. Me la ricordo benissimo. Si ricorda che era con un one man show con la mi chitarra. Ricordo, perché è sceso dall'alto. Esatto, bravissimo. Mi ricordo per questo. Ecco, devo dire che lei direttore è un appassionato di musica, perché questi sono dettagli. Ecco, una tensostruttura simile a questa è la tensostruttura che utilizziamo nel format di Irlanda in Festa. Ecco, Morandi fece questo spettacolo al Foro Boario e quando ci trovammo a smontare la tenda ci fu questa idea di dire: ma perché non proseguire, perché non realizzare una tensostruttura in grado di ospitare alcune migliaia di persone? Stiamo vedendo tutto, dunque stiamo vedendo il Gran Teatro Geox. Sì, devo dirle che queste sono immagini di repertorio, perché c'è stata una rivoluzione, ecco i lavori per esempio legati all'impianto di emergenza per quanto riguarda gli sprinkler. Stiamo parlando quando è stato costruito, quindi stiamo parlando... Sì. Chiaro che adesso il teatro è completamente diverso, perché vedo che sono immagini... Però ecco, devo dirle la verità, una città, una regione, per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, devono avere degli spazi in grado di ospitare questo tipo di rappresentazioni. È facile ricordare che i palazzi dello sport non nascono per gli spettacoli dal vivo, sono strutture polivalenti prestate all'utilizzo di diverse manifestazioni, tra cui gli spettacoli dal vivo. Quindi è evidente che ogni volta noi dovevamo allestire, disallestire, contemperando. Lo sto guardando, mentre lei parla, esatto. Stiamo vedendo come si sta costruendo questo teatro, esatto. È anche bello nel vedere poi, immagino che anche i telespettatori da casa... Perché queste abbiamo brevettato le poltroncine che naturalmente ci permettono configurazioni diverse, cioè la configurazione teatrale con tutti i posti a sedere, poi vengono tolte le poltroncine, c'è la configurazione con il posto in piedi frontale e la tribuna naturalmente con i posti a sedere. Poi c'è quella con i tavoli, abbiamo tutto, non si preoccupi. Però per concludere, allora ogni volta montare e smontare queste strutture contemperando gli interessi mi scusi, mi lasci pure le immagini che poi non sono, ma magari mettiamo metà loro e metà esatto. Dovevamo contemperare gli interessi dello sport, e quindi la partita della domenica con gli allenamenti, con l'arrivo delle squadre da tutte le città italiane, e noi dovevamo liberare gli spazi entro le 3, le 4 della mattina, della notte della domenica. Certo. Questo significa ancora oggi, quando siamo costretti ad utilizzare gli spazi come i palazzi dello sport e le fiere, significa decine e decine di risorse umane, di cooperative. Nel vedersi lei vicino a questo teatro, mi scusi se la interrompo, è un sogno realizzato da Diego con i suoi soci, è un gran sogno. Sì, devo dire la verità che io mi sento particolarmente gratificato. Gratificato e felice di questo abbinamento, perché il Geox è una parte di me, è una parte della mia vita, il Gran Teatro Geox è una parte della vita di Valeria e della vita di Daniele, e lo dimostriamo giorno per giorno, perché noi cerchiamo di essere sempre presenti durante gli spettacoli. In quel teatro ci sono stati brividi, emozioni, ci sono pianti, ancora oggi. applausi. Senza dubbio, non voglio, come sempre, si può in televisione ricordare momenti che è facile, in realtà devo dirle che il teatro rappresenta emozioni forti, in senso positivo e anche in senso negativo. Perché negativo? Più che negativo in senso di tensione emotiva, perché naturalmente
per noi ha rappresentato un grande sforzo economico. Diego, senza chiamarla Zabeo, Diego Zed, questo teatro contiene 2450 posti, Sì. posto più, posto meno, qui vediamo proprio questo è il piccolo foyer, teatro, il piccolo teatro, esatto, sì, per le... dove dall'entrata si può costruire un altro piccolo teatro, mi Sì. sembra con 500 posti a Sì, sedere più esatto, o meno, giusto? all'incirca. La domanda che le faccio, oggi se dovesse ricostruirlo, dopo questa esperienza, lo ricostruirebbe con più posti a sedere o sono stati sufficienti quello che avete fatto? Allora, se tornassimo indietro, certamente con circa 500 posti in più, quindi 2 arcate in aggiunta, ma questo non significa che magari un giorno non lo potremo fare. E un altro aspetto, l'altezza relativa alla torre scenica, cioè alla parte del palco, un po' più alto per quanto riguarda la parte del palcoscenico, perché questo ci permetterebbe di ospitare degli spettacoli di carattere internazionale che oggi non riusciamo a montare per il problema dell'altezza, si chiama clearance nel nostro lavoro. Certo, senta, nel costruirlo ha avuto difficoltà di richiesta di permessi, Sì, certo. tutte le battaglie burocratiche burocratiche, ma più che battaglie certamente delle relazioni con l'amministrazione, con le autorità di pubblico spettacolo, quindi soprattutto i vigili del fuoco, con i quali oggi abbiamo un rapporto certamente costruttivo e cordiale. Abbiamo fatto insieme dei quesiti anche al Ministero e direttamente a Roma per cercare di ottenere il maggiore risultato in termini di capienza, perché poi i calcoli legati alla capienza sono multiformi, riguardano le vie di esodo, gli spazi, i flussi, lo spazio tra schienale e schienale. Anche qui, ecco, il pubblico non sempre conosce tutta la parte che non appare, cioè quella che riguarda le attività tecniche, e magari talvolta ci troviamo di fronte a delle critiche, per esempio al posizionamento delle sedute, che non sono derivanti da scelte soltanto nostre, ma naturalmente cercare di mettere insieme tutte le esigenze di una struttura che deve essere compatibile e sostenibile, come dicevo prima, per il mercato, ma allo stesso tempo che deve seguire le regole, in questo caso della pubblica sicurezza. Che ci sono innanzitutto. Perfetto. Allora facciamo così, adesso andiamo a vedere dei concerti, perché dovrà raccontarmi l'artista che le ha dato più emozioni, Sì. l'artista che le è costato di più, l'artista che ci ha rimesso di più. Sai quante cose devo chiedere questa sera? Solo una cosa posso dirle, direttore, Certo. lei mi parlava di emozioni del Geox, le devo dire che noi abbiamo vissuto tutto il montaggio, cioè eravamo presenti dalla mattina alla sera, facevamo dei turni anche, c'erano dei turni notturni, e devo dirle che abbiamo pianto, cioè nel senso proprio lacrime, perché giorno dopo giorno vedere che uno spazio come quello dell'ex Foro Boario stava prendendo forma e ci stava portando nella direzione di avere una nostra location, di fare in modo che Padova, il nostro pubblico, avesse un proprio teatro, naturalmente questo provocava una reazione di adrenalina, di forza emotiva, che ci ha portato anche a piangere. Però io sono convinto che queste siano le grandi... Lì con le banche vi siete esposti parecchi. Questo le andiamo dicevo. pure a vedere le immagini del Geox, Marco, così. Banche, mutui, finanziamenti e rischio imprenditoriale, perché noi eravamo fermamente convinti che questo progetto avrebbe finalmente dato dignità, avrebbe creato Eccolo qui, guarda, uno spazio, avrebbe dato vita a uno spazio che mancava in tutto il nord-est. Però, come ogni attività di impresa, non sempre gli obiettivi poi vengono raggiunti, quindi è naturale che... Senta, allora facciamo abbiamo così. rischiato. Si è rischiato però con successo. Facciamo così. Andiamo a vedere, non so, prendiamo uno a caso, non so dove è suonato, andiamo a vedere Giovanotti, andiamo a vedere Renato Zero, Bob Dylan, insomma qualche artista importante. Ecco, qual è l'artista che ne è costato di più? In termini, allora, la domanda è pertinente. Non voglio sapere i soldi, quello che le è costato di più, insomma. No? Diciamo che lo spettacolo più costoso che abbiamo realizzato a Padova è The Wall, lo spettacolo di Roger Waters, certo, con il rifacimento del muro, anche in termini proprio di produzione, quindi di spese di allestimento.
Questo è il palco dello spettacolo di Bruce Springsteen, Ecco, prodotto da Barley Arts e prodotto con noi. Senta Diego, quando organizzate degli eventi così, per sapere, e organizzate, per esempio in questo caso allo Stadio Euganeo, dove arrivano più di 40.000 persone, Sì. ecco, il palco è a carico dell'artista, Sì. lo organizzate voi? No, dipende. Innanzitutto i tour sono diversi l'uno dall'altro, non esiste una configurazione che sia valida per tutti gli spettacoli ospitati. Nella maggior parte dei casi i palcoscenici sono a seguito della produzione, quindi seguono i tour europei e i tour, in questo caso americani Certo. o asiatici. In altri casi noi invece dobbiamo allestire il palcoscenico. Ecco lo spettacolo che dicevo, di cui Certo, facevo sì, menzione. Questo è lo spettacolo più costoso ad oggi realizzato. Ovviamente per il palco, per Ecco, questo. le coreografie, le scenografie, per tutto quello, questo è per quello motivo. Queste scenografie sono a seguito del tour, cioè naturalmente ogni città europea che ha ospitato la data aveva questa configurazione, Ecco, che seguiva in questa attraverso configurazione, Billici. Zed, la preparazione è la preparazione dello staff dell'artista, cioè tutta questa scenografia e No, coreografia. questo è tutto a carico nostro. No, come Cioè, spese sì, però è l'artista che lo richiede. Sì, certamente. Allora, ogni spettacolo ha un rider tecnico, il contratto, noi naturalmente affrontiamo dei contratti tra noi e i produttori degli spettacoli, non gli artisti, cioè noi non trattiamo direttamente con l'artista perché ogni artista è rappresentato da un procuratore, certo. l'agente, e poi da una società di produzione che varia talvolta anche a seguito dei tour, quindi non sempre i tour hanno lo stesso produttore, e che varia per esempio nel mercato europeo rispetto al mercato americano. Quindi noi abbiamo un rapporto con il produttore, ecco Daniele per esempio con i tecnici, tutta la parte, e a fianco del contratto di prestazione artistica, cioè l'esibizione pura dell'artista o della band, esiste il rider, che è un contratto tecnico. Questo rider contiene tutte le richieste che vengono formalizzate a noi e che noi dobbiamo temperare, che sono tutta la parte di costruzione delle strutture, la parte di allestimento, disallestimento. Mi spieghi, un concerto di questo tipo che stiamo vedendo Sì. ora, che ha detto lei il più Vede costoso. la copertura della certo. pista, la copertura del manto erboso per il rispetto. Quante persone ci lavorano? Migliaia. Quanto tempo prima? 8-10 giorni prima, 3 giorni dopo. È molto più dispendioso l'allestimento del disallestimento, cioè lo Certamente. smontaggio Quindi, è più veloce. Tir, camion a non finire, centinaia dunque. Runner, aree catering, la gestione della sicurezza, tutte le cooperative che vengono appaltate per la gestione dei lavori di Ecco, fatica. Questa è la telecamera che inquadra i lavori. Queste sono ore, vede, giornate. Per fortuna che non c'erano immagini, devo dire. Ecco, questi sono tutti i sleeping bus, i bilici, i truck, ecco la bandiera. Ha visto che ne abbiamo fatto un po' tutto, Sì, vede, sì, lei ecco. era preoccupato. No, non ero preoccupato. No, era arrabbiato, chieda a Marco, il nostro regista. Naturalmente è bello vedere il sacrificio, il lavoro di centinaia di persone anche attraverso. Assolutamente. Quindi sì. noi realizziamo tutto, quindi dall'allestimento dello stadio prima dell'arrivo della produzione. Nell'organizzare questo evento che è il più costoso, tra i più costosi, immagino, ovviamente poi che... attenzione, tutti gli spettacoli negli stadi costano alcuni milioni di euro, quindi stiamo parlando di spettacoli che sono vicini in termini. Chiedo a Marco o a Nicola che regia di lasciare pure le immagini scorrere perché poi sono significative. La domanda è, nell'organizzare un evento del genere ha dei costi molto importanti. Avete mai pensato voi della Z, mamma mia cosa facciamo su? Il primo che avete organizzato con questi numeri, con i 40.000 allo Stadio Euganeo, si ricorda qual è? Bon Jovi. E si ricorda quanto... Sì, devo dirle una cosa che la farà sorridere. Io ho scelto il lavoro più bello rispetto a un possibile ventaglio di opportunità, ma anche uno dei lavori più difficili e performante dal punto di vista delle emozioni. Però c'è un problema, che io ho un carattere ansioso
e quindi mettere insieme la personalità, la mia personalità ansioso, nel senso che sono sempre agitato. Oggi per fortuna sono riuscito a raggiungere una moderazione di questa agitazione, ma applicata a queste... No, lei si agita sempre, ne sono sicuro. Stia attento, Zed. È soddisfazione, guardi, questa inquadratura poi me la lasci perché è bellissima, perché vedo che Diego Zabeo si sta immedesimando anche in questa trasmissione, mi fa molto piacere. Nel vedere per esempio questo Giovanotti, nel vedere tutta questa gente, nel passare davanti allo stadio al mattino presto e vedere già gente che dalla sera prima è lì, che bivacca per entrare, è grande soddisfazione. Certo. È un orgoglio, è dentro, tra di voi cosa vi dite? Tra lei, la Valeria e Daniele? Tutto quello che lei sta dicendo sostanzialmente si tratta del momento più bello rispetto a tutte le fasi di preparazione, ed è proprio quello di celebrare il rito dell'arrivo del pubblico, dell'ingresso del pubblico. Tenga presente che noi, come le ho detto prima, ogni passo legato alla realizzazione, alla produzione degli eventi lo viviamo in prima persona. Siamo presenti, cioè 10 giorni prima trasferiamo parte dell'ufficio e poi viene allargata a tutti gli operatori temporanei, e quindi lo viviamo giorno per giorno. Tutto questo si fa per un obiettivo finale, che non è soltanto quello naturale anche dell'impresa, ma è quello di favorire, di valorizzare la ricettività, l'aggregazione, di mettere insieme la musica, lo spettacolo dal vivo rispetto a decine di migliaia nel chiamare, di persone. non so, poi tra poco andiamo in pubblicità perché guardi, più di mezz'ora è volato senza accorgersene. Nell'organizzare questi eventi, chi è l'ideatore, il più ideatore di voi tre? Cioè, chiamiamo, faccio un esempio qualsiasi, Vasco Rossi, Bob Dylan? Questa è la mia funzione. È lei che ha le idee più... No, più che le idee mi occupo della gestione del rapporto con i produttori, in primis, quindi proprio la ricerca, no, ma avere lo l'idea sviluppo del booking. cantante, non so, ci sono... uso un termine magari improprio, mi aiuti se è improprio, qualche rappresentante che viene, senta Zed o senta organizzazione Zed, chiamatemi questo cantante perché nel momento c'è come la gente dei giocatori che viene a proporvi, il rappresentante che viene a proporvi degli spettacoli? Sì, diciamo che è diverso perché forse, dico diverso perché non conosco bene il mondo dei procuratori di calcio o dello sport, però in Italia figure professionalmente competenti, quindi iscritte all'associazione di categoria che è Assomusica, sono 110 società che operano attivamente con volumi d'affari sopra i 5-10 milioni di euro, sono circa 15 società, quindi è un rapporto molto stretto che basa la sua forza sul credito fiduciario, quindi più che la proposta di un procuratore o di un produttore rispetto a me, esiste un confronto settimanale, periodico, tra i principali produttori e i principali promoter, che ha la finalità di capire, di interpretare le esigenze, quindi le regole di questo mercato, quindi i gusti, capire se in quel determinato periodo, a fronte magari della nuova produzione discografica, quell'artista può ospitare, anzi può rappresentare, piuttosto che uno spettacolo indoor nei palazzi, uno spettacolo negli stadi. Ecco, per risponderle, i passaggi di un artista, credo come nel calcio che si parte da categorie giusto per arrivare poi alla Serie A o ai campionati europei, è simile, cioè l'artista parte da piccoli spazi, quindi si sviluppa uno spettacolo da club, per esempio, spazi da 500-600 spettatori, per poi eventualmente pensare a una tournée nei teatri italiani, teatri classici, che hanno una capienza media di 700-800 persone, però con il posto a sedere, per arrivare poi a un tour nei palazzi dello sport. In Italia abbiamo delle grandi arene a Milano, a Bologna, a Torino, che sono le arene più grandi, poi abbiamo delle arene medie, Roma, Firenze, per arrivare, anche Padova, per arrivare poi a delle arene più piccole. E queste arene sono i palazzi dello sport, per arrivare infine a quello che è il tour negli stadi.
Questo è il passaggio, cioè ogni artista naturalmente ha questo obiettivo, quello di crescere e quindi di partire dal club per arrivare allo stadio. Prima della trasmissione mi ha chiesto, direttore, c'è della pubblicità? Noi abbiamo una pubblicità che ci permette di organizzare anche questo tipo di trasmissioni. Andiamo in pubblicità, però voi da casa rimanete con noi perché al ritorno avremo concerti da farvi vedere e tante altre cose da chiedere a Diego Zabeo. Tra poco.